La seconda corsa è un confronto sul miglio per cavalli di categoria EF, sono 7 dietro l'autostart. Lo schieramento 1 Zefanina, 2 Zinial, 3 Rasabax, 4 Viola Orsini, 5 Verace Chi, 6 Vertudes, seconda linea 7 ZWF. Favori per Rasabax in chiusura, Patrick Romano in sediolo, numero 3 dello schieramento. Macchina che accelera. Partiti in questo momento la velocità iniziale di Rasabax, Verace Chi e Vertudes su di una linea con in vantaggio Rasabax che contiene Verace Chi che insiste, poi più a largo c'è Vertudes. L'errore invece di Viola Orsini. Più indietro Numero Zefanina 4 e Viola Orsini, ZWF. squalificato. Intanto mantiene il vantaggio Rasabax nei confronti di Verace Chi e Vertudes che si accodano nella scia, poi in quarta posizione più indietro Zefanina che si riaccosta. Dopo i primi 300 metri di gara, intanto il quarto iniziale se ne va per Rasabax in 31,2. La seconda posizione per Verace Chi che precede Vertudes, dalle retrovie si fa luce Zinial che avanza con decisione all'esterno dopo 500 metri di gara. Completamento dei 600 in 48,8 ha stoppato in questo quarto di gara in 31,2. Patrick Romano che guida con Rasabax, all'esterno si impegna Zini, a lungo la corda invece Verace Chi seguito da Vertudes, poi Zefanina che precede ZWF. Gli 800 in 1,4,1 da 1,20 il ritmo di gara. Se l'è presa comoda Rasabax e del resto nessuno va al suo esterno. Soltanto Zinial prova ad avvicinarsi, ora ha spostato anche Vertudes che viene via in terza ruota a 500 dalla conclusione. Allunga però a questo punto Rasabax sulla puntata di Vertudes, Verace Chi invece rimane in scia. Siamo sulla curva conclusiva con Rasabax in vantaggio, Vertudes che ci prova all'esterno, Verace Chi lungo la corda, anche ZWF prova l'avventura al largo, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Rasabax si presenta in vantaggio, inseguito da Vertudes, Verace Chi più a largo ZWF, finale con Rasabax che si difende, Rasabax fin sul traguardo, controllando Vertudes che comunque è buona seconda nei confronti di Verace Chi, 1,17,3, ragguaglio finale 29,7 a chiudere. Patrick Romano porta al successo Rasabax nettamente favorita, 1,68 la quota in chiusura, il training è quello di Andrea Vitaliano, praticamente corre soltanto la partenza e l'arrivo, i primi 300 metri per contenere Verace Chi e Vertudes e poi la retta per controllare il nuovo finale di Vertudes che finisce comunque bene al secondo posto davanti a Verace Chi. 3-6-5 l'arrivo della seconda arcoveggio.